La Nuorese travolge il fanalino di coda Caravaggio con un perentorio 5-0 e continua così il suo volo verso la C2. Tutto facile per l'11 di Mario Petrone, che sblocca il risultato dopo appena 5 minuti con un sinistro radente di Vincenzo Cosa, vero matatore dell'incontro e autore di una tripletta. L'attaccante sfiora il raddoppio già al 10° quando un suo colpo di testa è respinto sulla linea di porta da un difensore e portiere battuto. Il raddoppio arriva al 29° quando Cosa finalizza alla perfezione un prezioso suggerimento di Dossù. Il tris dell'attaccante arriva invece al 36°, Emerson rimette al centro dalla destra e Cosa anticipa il portiere lombardo deviando in rete di testa. Pur placando il suo ardore agonistico nella ripresa, la Nuorese va ancora a segno per ben 2 volte. Al 56° è Giorgi Dossù che si infila fra le maglie della difesa avversaria e batte il portiere ospite in uscita. Nel finale è Gennaro Troianiello ad arrotondare il punteggio, trasformando impeccabilmente un calcio di rigore concesso per atterramento dello stesso attaccante. La Nuorese si conferma così in vetta alla classifica e si appresta a vivere da protagonista gli ultimi 180 minuti di una stagione che potrebbe essere esaltante.